Buon spettacolo e buona serata a tutti. Una curiosità, voi siete mai stati al mare dalle nostre parti, in Liguria? Avete visto che accoglienza? Che amore! Ecco, nel bar sotto casa mia c'è focaccia €1, calda €1,50 per invogliare un attimo i flussi. E adesso il mio barista, con i dehors che si possono mettere, si è leggermente espanso, ha messo i tavolini anche nella fermata dell'autobus, e però fa anche da mangiare, ha aperto la tavola calda, fa da mangiare in una maniera imbarazzante, ma è ossessionato con le recensioni di TripAdvisor. Calcolate che lui adesso di media ha una pallina e mezza, l'ha appena superato la macchinetta dell'ospedale che dà le merendine, no? Però lui ci tiene, vede i programmi di cucina, si sbatte in questa ripresa, dice allora di dessert vi propongo un tris di gelati che facciamo noi, c'è un gelato alla panna con del latte di malga che facciamo noi, vicino un gelato allo zabaione con delle uova ruspanti che facciamo noi, vicino un gelato al cioccolato con delle fave del Guatemala che pigliamo noi, in mezzo a 2 cialde serigrafate, va bene? Ok, sì. Rossella, porta un cucciolone qua ai ragazzi che lo vogliono. Dice, no, è bellissimo che abbiano riaperto tutto anche per noi dello spettacolo, è stato un momento, cavolo, durissimo. Guarda, c'era il mio agente che mi ha chiamato, mi ha detto Mauri, sono disperato, guarda, le trasmissioni sono tutte chiuse, c'è solo la trasmissione della D'Urso. Sai qualcosa da portare lì? E io ci ho pensato, sì, mi sarebbe piaciuto andare dalla D'Urso e fare, sai il pentito, quelli che si sputtanano, quelli con la voce... Io, quando mia moglie mi ha lasciato, sono andato dal mago Azimut, per 2.000 euro mi ha dato questi semi, che io devo pisciarci sopra, mia moglie sarebbe tornata, ma lei non tornava, e il mago diceva che ero io, che non pisciavo bene, che avevo i demoni nei reni. No. No, ho preferito usare quel tempo di reclusione per leggere e studiare Dante, che amo, e mi sono chiesto, Dante, il sommo poeta, come avrebbe raccontato il nostro periodo di clausura in endecasillabi? Io me lo immagino solitario, in casa, notoriamente frienzonato da Beatrice, e raccontarlo così, pezzo. Nel 700° anno della morte di Dante è lui che parla. Recluso per lo morbo covidale, sì tanto navigato in porno city, ch'ormai per veder ben non basta occhiale. E in più odo i vicini pervertiti goder come i bestioli che in natura sul dorso han aculei appuntiti. Bastinchi a condizion d'esta clausura, lo solo inserimento a me concesso è il vetro nel casson di spazzatura. Ma a un tratto da smartphone spunta un riflesso. WhatsAppo d'una dama che da foto m'è arduo dir che sia del gentil sesso. Oh Bea, ma sei tu ora che noto? Da quando t'hanno chiuso l'estetista? Peluria ti ha mutata in visigoto. Ma lei vuoi venir qua? Son sola e trista, e allega il suo malleolo da pigiama. Ho un piano, mi travesto da podista. Cervel non sa pensar se topa chiama. Fuoriesco gioggingando a sua dimora, ma a un tratto dal balcon un mi richiama. Rincasa, iniquo untor della malora. Adesso ti risvegli decatleta che non hai fatto un cazzio fino ad ora. Silenzia, o la madama minchia peta.
Non ho con me cartacea, autoscusa e come mascherina un lineseta, ma a un tratto un sbirro ahimè mia colpa annusa. Mi fai vedere il foglio compilato? Totale 1.000 euro, figa esclusa. Oh. Oh stronzio pipistrel che ci ha infettato. Non voglio più sta vita da sfigato. Al cane la vescica ho prosciugato. Ho fatto anche il bidet ammuchinato e il naso mentalmente tamponato che sembra un formichiere capippato. Non voglio più lo inno balconato e neanche lo saluto gomitato, ma il suono d'un vero pubblico a teatro.